Ritorniamo con piacere nei territori di Biduri a rivedere un gioiello dell'archeologia sarda. Vi ricorderete, Fabrizio ci aveva parlato nella sua avventura a Narbolia dei dolmen. In particolare noi qua ci troviamo nei territori di Biduri e vi stiamo facendo vedere il dolmen di Sarbogada. In realtà questo monumento funerario antichissimo fu oggetto delle scritture di niente po' di meno che Duncan Mackenzie. Il toponimo in quei suoi libri, in quei suoi scritti non era, ma veniva nominato Satanka Sarbogadas. E quindi, amici dei Cusei della Memoria, ve lo facciamo rivedere in pieno. Ora io sono contro luce, sono praticamente di fronte al sole che in questo momento è verso i quadranti sud occidentali. Eccolo qua, nella piena della sua bellezza, questo dolmen, questo monumento funerario col classico schema trilitico, cioè due pietre, da qui si vede meglio, eccole qua, due pietre infilate a coltello con un grandissimo, pesantissimo, elegantissimo lastrone che lo copre. Come potete vedere, ora ve li faccio vedere da vicino, gli ortostati sono rimasti in numero di, guardate, 1, 2, 3 e 4. In realtà si pensa che ne potesse avere 7 di ortostati ed è verosimile che siano un po' qua e un po' là, ed è anche verosimile che tra queste pietre molto probabilmente ci siano anche quelli che componevano l'anello che accerchiava questo monumento funerario. Peristalite, se non ricordo male si chiama. Ma godiamocelo ancora per pochi secondi questo dolmen in territorio di Biduri. Io non so se le immagini contro luce le stia facendo bene, ma provo anche a entrare. No, sono messo lo spray antizecche e proviamo a entrare. Ora ragazzi, io non ci voglio credere, notiamo sempre costantemente segni di inciviltà che sicuramente sono recenti, perché quando l'ultima volta quest'inverno siamo venuti non c'erano. Ebbene, questo dolmen è molto probabilmente ascrivibile alla cultura di Ozieri, quindi stiamo parlando di 3500 anni prima di Cristo. Venite in territorio di Biduri perché sarete affascinati da questo dolmen e sarete affascinati anche da altri bellissimi monumenti archeologici che vi faremo conoscere. Un caro saluto amici dei Cusei della Memoria, ciao a tutti.